Vittorio Feltri contro il personaggio del commissario Montalbano è quanto emerge dai titoli di molti quotidiani che alla notizia hanno ieri fornito un taglio forse il più semplice e immediato, sensazionalistico, che se da un lato dà forza al proverbiale carattere irruento del giornalista, dall'altro scatena gli odiatori che popolano le reti sociali. Feltri sulla vicenda dell'arresto cardiaco di Camilleri dichiara nei titoli riportati da tutti i quotidiani: mi dispiace se muore, mi consolerò pensando che Montalbano non romperà più. Lungi da noi il volere prendere le difese di un giornalista certamente poco garbato e che si connota per l'uso di un violento impeto dialettico. Del resto Feltri, furbo e navigato esperto di comunicazione, ha capito che quei toni, quel turpiloquio sono efficaci ad assicurargli le prime pagine, pertanto avere visibilità ed essere dunque popolare, una scelta comunque da disapprovare nelle forme e nei contenuti. Ma bisogna, a nostro avviso, leggere l'intero pezzo riportato uno per tutti, ad esempio, sul Fatto Quotidiano, che nelle ultime 4 righe documenta altresì sulle seguenti dichiarazioni di Feltri, che dice: in me Camilleri suscita ammirazione, è un grande scrittore, bisogna ricordare che la lingua italiana è nata in Sicilia. Solo dopo abbiamo adottato quella toscana e i siciliani, conclude Feltri, parlano meglio di qualunque altro italiano e scrivono meglio degli altri italiani. Una dichiarazione che è passata sotto assoluto silenzio, che sottoscrive ammirazione di Feltri per lo scrittore e apprezzamento per quei siciliani che in altri titoli vengono definiti anche terroni. Gli stessi titoli di molti giornali che fungono da trappole a chiappaclic, perché oramai anche la cronaca e le notizie vivono di numeretti posti spesso al di sopra dei contenuti. Pensiamo solo che se il quotidiano avesse titolato Feltri, Montalbano è un personaggio superato, ma ammiro Camilleri e i siciliani che scrivono meglio di tutti gli altri italiani, non avrebbe avuto né lo stesso riverbero né la medesima condivisione a colpi di click. E anche Feltri sa questo, così come lo sa bene Sgarbi. Entrambi usano toni impetuosi e impulsivi perché assicurano loro sempre un posto in prima pagina, e in tanti prestano il fianco, chi con consapevolezza, altri perché trascinati dalle acque di quel fiume in piena che è l'odio da sfogare sui social. Un meccanismo che è necessario imparare a conoscere. Non ci stanchiamo di ripetere che montare ad arte il sensazionalismo crea solo disastri. Invece, mettere in un cantuccio ciò che è distruttivo e fine a se stesso, in palese violazione di un ordine che garantisce la prosecuzione della specie, diventa saggio e imprescindibile.